Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come ogni giorno ed oggi ovviamente tanti gli argomenti. Andremo a Oderzo dove c'è il primo tappone dolomitico, ci collegheremo fra poco con il nostro Christian Arboit che si trova sul posto, poi vi faremo anche rivedere tutte le immagini bellissime della festa, ieri anche a Caorle con l'arrivo della tappa del Giro d'Italia, ma anche la cronaca in primo piano perché lo abbiamo annunciato ieri. Lo avete sentito ieri il caso di Anika, si indaga ora per omicidio, insomma, sarebbe escluso dopo l'esame autoptico il suicidio, dunque le indagini aperte, tutte le ipotesi sono ovviamente ancora aperte, poi sentiremo la nostra Francesca Bosta che ha incontrato il procuratore di Treviso, sentiremo anche l'intervista al procuratore di Treviso Marco Martani, ma continuiamo con la cronaca da Padova perché 2 mesi fa la caduta di un calcinaccio su un'auto in transito durante la demolizione della gradinata est dello stadio a Piani. Sull'incidente è stata adesso aperta un'inchiesta. Sentiamo. Sarà la Procura di Padova a fare piena luce sulla caduta di un calcinaccio durante la demolizione della tribuna est dello stadio a Piani. Erano le 14 del 28 marzo scorso, quando solo per un miracolo si è evitata la tragedia. Proprio in quei minuti lungo via Marghera era in transito un'auto con a bordo mamma e figlia di 15 anni. Il calcinaccio, una palla da rugby all'incirca, non aveva infranto completamente il vetro dell'auto e la quindicenne era stata colpita solo da alcune schegge che le avevano procurato lievi ferite. Ricevuta la relazione dei tecnici dello Spisal, la procura ha deciso di aprire un fascicolo. Il comune, che ha affidato i lavori di demolizione a una ditta terza, da subito aveva chiarito che in base agli accordi la strada doveva essere chiusa al traffico di veicoli e pedoni in alcune fasi del cantiere. La procura vuole quindi fare chiarezza su eventuali responsabilità e capire se a causare la caduta del calcinaccio sia stato un errore umano. Nel frattempo i lavori di demolizione non sono ancora stati completati, resta infatti da abbattere la parte bassa per la scoperta di amianto nella gradinata est. Sempre nel Padovano l'incidente in A13 costato la vita ad un cittadino cinese, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e omicidio stradale il 60enne padovano alla guida dell'auto che lo ha investito. Aveva un tasso alcolico di 1,40 microgrammi, di quasi 3 volte superiore al limite consentito. Il 60enne padovano, denunciato per guida in stato di ebbrezza e omicidio stradale, che martedì sera ha investito e ucciso lungo la A13 tra i caselli di Monselice e Terme Oganee un cittadino cinese di 48 anni. Erano circa le 22 quando la vittima, che viaggiava a bordo di un Audi in direzione di Padova con altri 2 connazionali, dopo aver tamponato una Smart era sceso dal veicolo per controllare eventuali danni. Una manovra pericolosissima, soprattutto in autostrada, ricordano le forze dell'ordine, che potrebbe essere costata la vita al cittadino cinese. Non si era accorto della presenza di alcuni uomini in carreggiata il padovano alla guida della Mercedes, che li ha investiti senza lasciare scampo al 48enne. 3 i feriti grave, il conducente della Smart ricoverato a Padova. Non preoccupano le condizioni degli altri 2 cittadini cinesi. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia Stradale di Rovigo. Ed ora una notizia di cronaca dal Veronese. La polizia locale di Verona ha sottoposto a sequestro un'autovettura intestata ad un prestanome risultato proprietario di quasi 100 veicoli senza dichiarare reddito. Grazie all'attività di controllo degli agenti di quartiere, una Mazda familiare è stata rimossa e sequestrata ad un milanese 52enne. L'uomo è sotto indagine grazie all'analisi responsabile dell'ufficio intestazione fittizia della Procura della Repubblica Meneghina, della sezione di polizia giudiziaria dell'Arma dei Carabinieri. Ancora una volta è stata fondamentale l'applicazione tecnologica
cronaca Giano in dotazione agli operatori di Via del Pontiere che hanno controllato centinaia di veicoli. In poche ore il veicolo è stato posto sotto sequestro perché irradiato dal pubblico registro automobilistico. Secondo le indagini nel capoluogo lombardo l'uomo, assieme ad altri soggetti al momento ignoti, riusciva ad ottenere un profilo economico dell'attività di prestanome, una pratica che di fatto impedisce di sapere chi sia l'effettivo utilizzatore dei mezzi poi usati per commettere reati come le truffe ai danni degli anziani, i furti in appartamento e i furti di bancomat di notte. E continuiamo con la cronaca dal Padovano. Si terrà il prossimo 25 settembre il processo per percosse a carico di 5 ultras di Padova accusati di percosse per aver aggredito in centro storico lo scorso 16 aprile alcuni tifosi di Lecco prima della partita. Per 2 ultras è scattato anche il DASPO da qualsiasi competizione sportiva per 5 anni. Per gli altri 3 il DASPO è stato emesso per solo un anno. Le indagini sono state condotte dalla Digos Patavina. Non so se abbiamo la possibilità anche di continuare con la cronaca da Asiago, perché c'è stato un incendio nella notte ad un negozio di souvenir in pieno centro proprio di questa cittadina turistica. Sentiamo. La vetrina del negozio di souvenir Il Cantuccio in pieno centro ad Asiago è completamente annerita dal fumo. L'incendio, che ieri sera ha interessato l'esercizio commerciale di corso 4 novembre, è divampato dai locali dello scantinato adibiti a magazzino. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, giunti con 2 automezzi dal locale di staccamento. Le fiamme sono state spente, ma i danni hanno interessato, oltre al deposito, anche il negozio al piano superiore, completamente invaso dal fumo. Le cause del rogo potrebbero essere di natura elettrica, ma sono comunque al vaglio della squadra di pompieri che ha operato. Il negozio dovrà rimanere chiuso fino al ripristino dell'impianto elettrico e delle condizioni igienico-sanitarie. Ed ora ve l'avevo annunciato prima, andiamo a Oderzo, lo vedo già sul nostro schermo il nostro Christian Arboit che si trova al primo tappone dolomitico, la partenza a Oderzo. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mancano poco meno di 20 minuti alla partenza della 18ª tappa del Giro d'Italia 2023. Si va sulle Dolomiti, quindi le emozioni del gran finale di questa corsa. Si parte per l'appunto da Oderzo, un Oderzo che si è colorata di rosa, migliaia, davvero migliaia le presenze, ma ve lo racconteremo nel corso di questa prima edizione. Si parte quindi fra 20 minuti, tra le 12:20 e le 12:30, l'arrivo previsto a Palafavera. Siamo in Val di Zoldo, quindi si sale. Il primo Gran Premio della montagna sarà sul passo della Crosetta, quindi all'inizio del Cansiglio. Poi si farà davvero sul serio Pieve dal Pago, Pieve di Cadore, Cibiana e appunto fino in Val di Zoldo. Però prima partirei dalle parole pronunciate poco fa dal presidente della giunta regionale Luca Zaia, che abbiamo intercettato, che ha detto una cosa molto importante non solo relativamente al Giro d'Italia ma ai grandi eventi in genere. Nei prossimi anni in Veneto non ci saranno soltanto le Olimpiadi, mancano poco meno di 1000 giorni, ma anche grandi eventi sportivi. Quindi ha detto Zaia, un annuncio vero e proprio, stiamo lavorando per altre importanti candidature, ma vi farei sentire Luca Zaia. Vediamo, Christian, stiamo ancora predisponendo l'intervista che ci avevi fornito tu, è questione di pochi minuti. Intanto ci fai vedere le immagini, Christian, abbiamo visto insomma tanta la gente intorno a te. Guarda, adesso ti mostro, vediamo se riesco. Allora, guarda, non mi avvicino alla partenza per un semplice fatto, perché appunto le immagini, come sai, sono in esclusiva e poi c'è un rumore di sottofondo che non mi consentirebbe di parlare con te. Diciamo che ci sono migliaia di persone, non solo ovviamente abitanti di Oderzo, ma anche tanti turisti, tante persone che sono arrivate un po' da ogni angolo della Marca e del Veneto. Ovviamente
in prima fila ci sono le forze dell'ordine, i soccorritori, tantissimi volontari lungo tutto il tracciato che si stanno occupando della viabilità e non solo. Insomma, ti mostro alcuni particolari, Daniela, non so se riesci a vedere, ci sono tanti fiori rosa, un Oderzo completamente colorata, tantissime persone che appunto stanno raggiungendo la partenza, piazza del Duomo, ovviamente presente Luca Zaia, la sindaca Scardellato, che vi faremo sentire anche questa sera nel corso dei nostri telegiornali. I cieli sono presidiati, elicotteri, stampa straniera. Pensa che il Giro d'Italia è visto da circa 500 milioni di persone in tutto il mondo, una corsa che nel tempo si è fatta sempre più internazionale con grandi nomi. Del resto, insomma, solo per parlare degli atleti presenti e dei ciclisti che si contendono il titolo, sono 3 astri del ciclismo internazionale, quindi Thomas, che attualmente è in maglia rosa, poi appunto Almeida, c'è anche Roglic, calcola che sono 3 corridori che sono appollaiati di fatto in classifica a 30 secondi l'uno dall'altro, quindi... Ecco Cristian, non ti riusciamo più a sentire, abbiamo perso per un momento l'audio con Cristian Arboite. Adesso mi senti, Cristian? No, abbiamo qualche problema con il collegamento. Quindi intanto ringrazio il nostro Cristian Arboite, gli chiediamo magari se è possibile ricollegarsi fra qualche minuto per aggiornarci. Come abbiamo sentito mancano una ventina di minuti alla partenza, però facciamo sentire l'intervista che aveva annunciato prima il nostro Cristian con il governatore, con il presidente del Veneto Luca Zaia. È sempre una grande emozione in rosa, oggi più che mai. Ma è l'occasione per dire che non c'è il Giro senza Veneto, non c'è Veneto senza Giro, probablemente sia che anche quest'anno arrivo a Caorle con un grande boulevard lungo la spiaggia veneta, da Jesolo fino a Caorle, passando per Eraclea, Porto Santa Margherita, e poi oggi la partenza da Oderzo con l'arrivo in Val Soldana, e infine quello che è il tappone dolomitico che caratterizza ogni anno il Giro. Quest'anno parte da Longarone, ci saranno più passi con l'arrivo alle 3 cime di Lavaredo. 10 anni che non si arrivava più alle 3 cime, e quindi questo penso che sia uno degli appuntamenti clou di questo Giro, e sicuramente chi arriverà alla fine con la maglia rosa dopo le 3 cime di Lavaredo vincerà il Giro. Di grandi eventi, motore di sviluppo per il Veneto, ce ne saranno altri, non solo le Olimpiadi. Ma sì, noi stiamo lavorando per candidature internazionali, stiamo lavorando anche per pensare ad altri grandi eventi sportivi. Daremo comunicazione quando avremo avuto le chiusure di queste trattative. Allora sempre viva il Giro, viva il Veneto. Viva il Giro, viva il Veneto. Grazie. Dunque queste le parole le avete sentite del governatore Zaia oggi a Oderzo per questo importante tappone dolomitico, il primo tappone dolomitico, ed ora invece ripercorriamo quello, insomma, la grande festa rosa della Carovana Rosa ieri nel Veneto, il passaggio da Treviso fino a Meolo, poi per arrivare anche a Caorle con la tappa finale, la grande festa in rosa. Partiamo però da Bassano e insomma ripercorriamo con i nostri colleghi quella bellissima festa. Se ci garba saltiamo, Bassano del Grappa inizia a saltellare, vai! Evviva il Giro! A Bassano scoppia la festa per il passaggio della 17ª tappa del Giro d'Italia, 197 km da Pergine Valsugana a Caorle attraverso la Valsugana, il Bassanese, traguardo volante a Rosà e poi via verso le località costiere. Emozionante? Sì, un sacco, sono felicissimo. Non si può mancare al passaggio del Giro d'Italia? Proprio a Bassano no, è un ricordo da bambina e quindi non si può mancare. Penso che il Giro gli inglesi ho paura che me lo portano via. Thomas? Sì, senza dubbio. Va anche a vedere il tappone dolomitico venerdì? Certamente. Dove andrà a vederlo? Le 3 cime, andiamo su in bici anche. Da dove arriva lei? Io arrivo da Valdagno. In bicicletta? In bicicletta, anche lei. Anche la signora in bicicletta? Sì, sì. Si aspetta il Giro? Sì, per adesso sì. Esatto, soprattutto la carovana. Che Giro è quello di quest'anno?
Beh, diciamo all'inizio secondo me non è cominciato bene, però adesso è molto, molto avvincente, molto bello. Adesso sì, cominciano le montagne, adesso sì. E poi c'è un bassanese da tifare al Giro, quel Marco Frigo che tanto ha fatto sognare domenica a Bergamo. Sì, Marco Frigo, veramente una grande sorpresa quest'anno per il ciclismo, specialmente bassanese. Un giovane che veramente ha dimostrato di essere forte. È un bel Giro d'Italia, fa appassionare la gente, amiamo il ciclismo e amiamo Bassano. Stavolta è passato per Bassano, siamo fortunati, se no lo raggiungiamo nei prossimi giorni dove va. Il bassanese abbraccia i corridori del Giro in rosa e suggella ancora una volta il legame di questo territorio con il mondo del ciclismo. Dai, dai! È sempre una chicca, è una cosa meravigliosa per Bassano, ci vuole. Viva il Giro! E da Bassano andiamo a Caorle, dove c'è stata anche lì la grande festa, l'abbiamo visto, coinvolti tantissimi cittadini, ma non solo, anche turisti in questa festa che come sempre attira davvero tantissime persone. Vediamo quindi tra pranzi, brindisi e davvero tanta euforia. Siete felici? Arriva il Giro. Benissimo, guarda, sono così contento, guarda che... Fino il cuore, mi trema tutto quanto, mi trema ragazzi, sono felicissimo. Grazie Giro d'Italia, grazie per loro, guarda, abbiamo aperto come si dice qua, un festone, si può dire. Grazie Giro d'Italia. C'è tanto fermento, sì, un paese in movimento. Siamo contenti che Caorle ospiti questa importante manifestazione. Il clima è bellissimo, tutti felici, il Giro porta allegria, il Giro porta... Affari. Porta affari, ma porta allegria più che altro. Ho scoperto che porta veramente felicità come. Sì, al Giro! In attesa del Giro intanto si cucina qualche pietanza. Abbiamo preparato un po' di verdura ai ferri, salsiccia, coppacollo, petti di pollo e il pranzo in famiglia. E il pranzo in famiglia, diciamo. Viva il Giro allora! Pranzo in compagnia nell'attesa che arrivino. Avete organizzato una bella festa in casa con tanto di biciclette dipinte di rosa. Certo, ho organizzato una festa con gli amici e parenti e le ragazze hanno fatto questa bicicletta in rosa con l'addobbo dei fiori bianchi, ovviamente rosa. Tutto per il Giro. Chi arriva secondo lei tra i primi? Tra i primi Roglic da solo, anche se non è un velocista. Da dove viene? Da Sastino di Venza, provincia di Venezia. Il friulano, Milan. Da dove viene? Da Caorle. È qui da questa mattina presto? Sono venuto a curiosare prima per vedere quello che non si vede in TV e adesso mi sono messo qua con mia figlia vicino al traguardo. Contento di essere qui? Sì, oggi sì, devo essere felice, mi è contento di vedere una tappa dopo tanti anni sono andato anche l'anno scorso, però al traguardo non sono mai venuto, sono veramente contento di essere qua oggi. Un'emozione grande, il simbolo dell'Italia è questo e come dice il nostro governatore Zaia, non c'è Giro senza Veneto, non c'è Veneto senza Giro. Number one, number two, ciao, viva il Giro d'Italia! Il 24enne di Abano, Alberto Dainese del team DSM, è il vincitore della 17ª tappa del Giro d'Italia. Alberto Dainese, un padovano che vince la 17ª tappa qui a Caorle. Te l'aspettavi? Quando hai capito che potevi vincere? L'ho capito dopo l'arrivo perché non è stata una giornata facile e appunto ho sofferto parecchi giorni scorsi con l'influenza intestinale. Oggi era la mia tappa, la tappa di casa, ci tenevo molto a far bene e ho tenuto duro i giorni scorsi solo per arrivare qua e sperare di stare in modo decente per far la volata, quindi vincere in casa è bellissimo. Ieri non eri proprio in condizioni ottime di salute? No, è già dal sabato scorso che ho sofferto tantissimo, domenica sono arrivato un'ora dal vincitore con le lacrime, quindi non è stato facile. Ieri un'altra giornata terribile, non riuscivo a mangiare e avevo lo stomaco sottosopra ancora. Stamattina mi sono svegliato un po' meglio, sono riuscito a dormire prima di tutto, quindi ho detto alla squadra di voler provarci e
ringrazio anche la squadra e Maris che ha dato la possibilità di fare la volata a me. In volata chi hai temuto di più? Sicuramente Johnny, non sapevo bene dove fosse e appunto quando l'ho visto ai 200 metri sulla mia sinistra pensavo di essere battuto e mi sono schiacciato sul manubrio e cercando di essere il più aerodinamico possibile perché le gambe erano già esplose e è bastato per vincere. Da domani si cambia musica, la montagna potrà stravolgere la classifica. Sì, domani si ritorna nel mio caso a fare gruppetto, ma abbiamo ancora Andreas che può far molto bene, e adesso ottavo in generale, ma ha già vestito una maglia, ha dimostrato che può vincere una tappa, quindi speriamo di far bene di nuovo. Poi ovviamente ci collegheremo ancora, se riusciamo, con il nostro Christian Arboit per vedere la partenza a Oderzo e questa grande festa in rosa. Noi però ora andiamo a Venezia perché la vedo, la dovrà vedere fra poco nello schermo la nostra Ilaria Marchiori, eccola qui alla CISL che si mobilita per la Bielorussia, ma sentiamo proprio i particolari di questa iniziativa con la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Abbiamo strappato i nostri ospiti proprio nel corso della conferenza. Ora parleremo di questa mobilitazione da parte della CISL per aiutare la Bielorussia. Presento subito i miei ospiti. Il primo è Yulia Yukno, che è una rifugiata politica nonché presidente di un'associazione che ha istituito lei stessa dal nome Talaka e rappresentante dell'ambasciata popolare della Bielorussia in Italia. Allora, innanzitutto Yulia, benvenuta. I tempi ovviamente che abbiamo sono stretti, ci sarebbe da parlare davvero per ore di quello che accade in Bielorussia, di quello che è accaduto anche a te. La prima cosa che mi preme dire è che tu, come tante altre persone, ti sei dimostrata da subito contro il regime dittatoriale di Lukashenko, contro quello che accade. Purtroppo sei stata anche in prigione. Sì, sono stata in prigione 2 volte, questa storia che racconto abbastanza spesso in Italia. Sono stata fortunata, sono stata solo 1 settimana e 15 giorni, ma credo che anche questi giorni non sono come dire, il giorno da ricordare per sempre. Ormai li ricordo, però sì, io sono stata sempre contro il regime di Lukashenko, però la nostra rivoluzione pacifica è iniziata nel 2020 quando abbiamo avuto le elezioni che erano poi falsificate di Lukashenko, che ha detto che ha vinto con 86%, invece ha vinto un'altra persona, Svetlana Tikhanovskaya, che ora rappresenta le forze democratiche bielorusse. Io come rappresentante dell'ambasciata popolare invece faccio qui il lavoro per i rifugiati che scappano dal paese, come me anche, perché anch'io sono rifugiata politica e quando ho avuto i miei documenti di rifugiato ho costituito questa associazione bielorussa qui in Italia, a Firenze, che sta promuovendo la causa bielorussa e che si sta occupando dalla politica, diplomazia e anche dell'aiuto umanitario. Insieme alla CISL ho fatto tanti progetti l'anno scorso, quando non ero ancora la rifugiata politica, però sì, stiamo facendo questa attività per promuovere la causa bielorussa, che è un paese dimenticato, dove ci sono più di 5.000 persone in carcere, tantissime persone scappate, tantissime persone oppressi, ogni giorno da noi restano minimum 7-10 persone. Se pensiamo che questo dura già 3 anni, allora quasi metà del paese forse è stato già arrestato almeno una volta, come tutta la mia famiglia anche. Quanti bielorussi ci sono in Italia? In Italia ci sono quasi circa 10.000 persone, certamente non tutti sono, come dire, sì, sono dalla nostra parte, alcuni di loro sono filo Lukashenko, filo Putin, però ci sono tantissimi di quelli che sono abituati a vivere nel paese democratico, libero come l'Italia, e allora stanno combattendo per i diritti dei bielorussi e aiutano ai nostri cittadini, ai miei concittadini che scappano dal paese, come ho fatto anch'io. Questo. Giulia, tu appunto sei scappata dal paese, ma lì c'è la tua famiglia, sarà difficilissimo, eppure tu hai sposato questa causa, sei scappata, aiuti i rifugiati politici, aiuti tante persone, tanti tuoi connazionali, ma hai dovuto anche rinunciare a tanto. Sì, la mia famiglia ormai è ancora in Belarus, cioè, la mia seconda sorella doveva andare a vivere in Polonia, perché anche lei è stata in carcere, come anche il mio marito che abita in Polonia anche, c'è un'altra sorella che forse verrà qui, non lo so, perché anche per lei è complicato vivere lì, come
per tanti giovani che non hanno più opportunità, neanche quelli che hanno avuto prima, e certamente si sono preoccupate per la mia famiglia, però non è che posso fare di qui tante cose, fanno la scelta loro dove, cioè, se vogliono restare ancora in Bielorussia. Io certamente con le mie attività per loro sono pericolosa e questo non posso nascondere, però siccome la nostra causa, la causa che seguo mi sembra una causa giusta, io continuo a seguire e continuo insieme all'aiuto di quelli italiani che sono disponibili per aiutarci. Ecco, qui c'è anche Michele Zanocco, il segretario generale della CISL di Venezia. In che modo voi sostenete Giulia, la sua associazione e la Bielorussia più in generale? Sì, noi riteniamo che vada acceso un riflettore su questi casi che troppo spesso sono trattati solamente dentro logiche geopolitiche, senza considerare che all'interno di paesi come la Bielorussia la libertà non c'è. Lo dimostrano i fatti, non è solo un problema di chi sta dalla parte di Putin e chi sta dalla parte dell'Ucraina, noi vorremmo stare dalla parte del popolo che viene oppresso e che non ha la libertà. L'abbiamo fatto per queste motivazioni. Abbiamo deciso di sposare la causa già dall'anno scorso, quando abbiamo avuto modo di incontrare Giulia. Con lei abbiamo messo in piedi un'importante iniziativa di supporto alle famiglie dei prigionieri politici, famiglie, molte di queste, che sono dovute scappare dal paese avendo magari il papà in carcere, operai metalmeccanici, chimici, operai dei trasporti, quindi persone non necessariamente non solo intellettuali ma anche persone del popolo, quelle che noi rappresentiamo nel nostro territorio. Con Giulia abbiamo fatto un progetto importante l'anno scorso, ospitando 33 persone al centro Morosini per 3 settimane al Lido di Venezia, grazie anche all'impegno del Comune di Venezia su questo, raccogliendo i fondi. Di questi 22 erano bambini, la stragrande maggioranza molto piccoli, che avevano subito appunto queste pressioni psicologiche che sono al di fuori del paese. Vogliamo provare a rifarlo, vogliamo provare a sostenere anche qui economicamente le famiglie dei prigionieri politici che in Bielorussia sono dovuti rimanere, perché anche lì il fatto di dare supporto alle famiglie significa dare continuità e dare speranza a chi rimane. E anche questo è ovviamente fondamentale. Io ringrazio Michele Zanocco e Giulia Iucno, li lascio andare perché li abbiamo strappati letteralmente dalla conferenza stampa in corso, per cui qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Marchiori, grazie anche ai suoi ospiti, insomma, per questa importante mobilitazione, questa importante testimonianza. E noi però, ne avevamo annunciato prima, andiamo a Treviso per la cronaca, perché Anika Panfile, l'abbiamo annunciato anche ieri, la donna trovata, 31enne, trovata morta sul Piave in località Spresiano domenica nella tarda mattinata da un pescatore. All'inizio, insomma, si pensava a un'ipotesi di un gesto volontario, poi l'esame autoptico eseguito ieri dall'anatomopatologo e insomma sembra essere escluso il suicidio. Dunque oggi in procura è andata la nostra Francesca Bozza insieme a Simone Merlo. Francesca, la vedo nello schermo. Francesca, buongiorno. Sì, buongiorno. Abbiamo incontrato pochi minuti fa il capo della Procura di Treviso, il dottor Martani, che ha convocato la stampa per gli aggiornamenti sulla morte di Anika Panfile, la 31enne trovata senza vita nella tarda mattinata di domenica nelle acque del Piave, al di sotto di un viadotto a Spresiano. Ieri l'autopsia e il dottor Martani ha spiegato che dall'esame autoptico non sono emersi segni che depongono per la morte d'asfissia per annegamento. Viene però approfondito, verranno effettuati ulteriori esami con prelievi di tessuti, esami istologici. Sono invece emersi molteplici traumi contusivi al volto e al capo. Andrà chiarito se questi traumi possono essere compatibili con una caduta dal viadotto o se invece potrebbero essere stati inferti con un corpo contundente. Una cosa però ha ripetuto il procuratore, in questo momento l'ipotesi di suicidio sembra molto improbabile, per questo si sta valutando
se modificare l'ipotesi di reato da istigazione al suicidio, ad omicidio volontario. Il fatto che potrebbe essere caduta dal viadotto fa sorgere dei dubbi, significherebbe che la giovane in quella giovedì, perché ecco un altro elemento che è emerso, i traumi sono compatibili con un periodo nelle ore successive alla scomparsa, lo ricordiamo che era scomparsa giovedì, nella giornata di giovedì, ecco quindi dovrebbe aver percorso un tratto di autostrada a piedi per poi lanciarsi nel vuoto, e non sono emersi dall'autopsia altri segni, traumi, fratture compatibili con una caduta da quell'altezza. Insomma, ci sono tanti elementi sui quali si dovrà investigare, che andranno chiariti. Si stanno ascoltando già alla volta della scoperta del corpo, si sta parlando con i familiari, con le persone che Anika conosceva. Io vi farei ascoltare l'intervista realizzata poco fa con il dottor Martani e poi la linea può tornare allo studio. Quindi l'ipotesi iniziale del suicidio sembra ora messa da parte? In questo momento l'ipotesi del suicidio appare molto improbabile. Ecco. Il fatto che poi la caduta possa essere avvenuta sul viadotto autostradale, quindi dovrebbe aver percorso un tratto di autostrada, anche questo fa sorgere dei dubbi. La vittima non disponeva di un veicolo e quindi insomma, questo concorre a rendere poco probabile l'ipotesi del suicidio. Ecco. A quando risalirebbe la morte? I segni, le condizioni del cadavere sono compatibili con un decesso di poco successivo alla sua scomparsa, quindi potrebbe essere morta già giovedì pomeriggio, nella serata di giovedì. Si sta cercando anche di capire eventuale un possibile movente, ascoltando le persone a lei? Ci sono indagini in corso, vengono sentite, anzi in parte sono già state sentite tutte le persone che avevano rapporti con la donna e cerchiamo di approfondire, ma in questo momento siamo proprio alle prime battute e di più sinceramente non posso dire. Avete trovati effetti personali della vittima? Da quello che mi risulta il cellulare e altri effetti personali non mi pare siano stati trovati. Ecco. Il cellulare in particolare, che è importante, non è stato trovato. Sono stati trovati segni di una possibile violenza sessuale? Segni evidenti no, altrimenti il consulente li avrebbe evidenziati. Come potrebbe cambiare adesso l'ipotesi di reato, dottore? Valuteremo, potrebbe diventare un'ipotesi di reato di omicidio volontario anziché di istigazione al suicidio. Ecco. Però insomma stiamo valutando in questi momenti. Ecco. Che potesse esserci la volontà di togliersi la vita, anche su questo si sta lavorando? Ma al momento non sono emerse delle informazioni tali da ipotizzare che la donna avesse deciso di suicidarsi o avesse motivi di suicidarsi. Sicuramente aveva delle difficoltà sia di carattere economico che familiare, ma da questo dire che c'era un movente per il suicidio c'è un salto logico che al momento non è superato da alcun dato obiettivo. Ci sono sospetti? Al momento non posso fare dichiarazioni su questo, dobbiamo fare i nostri accertamenti, ma è prematuro assolutamente. Dunque avete sentito le parole del capo della Procura di Treviso, il dottor Marco Martani. Le indagini ovviamente ora dei carabinieri che stavano indagando anche prima per cercare di far luce sulle ultime ore di Anika. Cos'è accaduto quel giorno, il giovedì, quando lei è scomparsa dopo essere andata a lavoro, non è più rientrata a casa. Vi ricordo l'allarme lanciato dal compagno di Anika, mamma di 4 bambini piccoli. Si era rivolto ai carabinieri perché era scomparsa, erano scattate immediatamente le ricerche, poi purtroppo il tragico epilogo proprio domenica, come avete sentito dalla nostra Francesca Bozza, quando è stato trovato il corpo sul Piave a Spresiano, trovato da un pescatore, e subito erano emersi degli elementi che facevano un po' pensare che qualcosa non tornasse, delle ferite, aveva anche detto lo stesso procuratore qualche giorno fa, delle ferite sopra l'occhio, un taglio al volto, dunque
ora le indagini per chiarire davvero come sia morta Anika e la famiglia ovviamente si è chiusa nel silenzio e nel dolore. Sono momenti davvero difficili perché si cerca di capire cosa sia accaduto. Abbiamo sentito proprio alcune parole di un'amica di Anika proprio nella casa a Treviso dove si trova adesso attualmente la famiglia della 31enne rumena. Sentiamo le parole. Andati da carabinieri, hanno tutte informazioni. Da noi non è arrivato neanche ancora, non siamo sicuri di quello che è uscito l'autopsia. Cioè? Che si tratta di omicidio? No, non lo sappiamo niente, non possiamo dire niente, non possiamo parlare. Questa è una tragedia, volevamo capire... Io lo so e lo capisco meglio di lei, perché quello che soffriamo noi con i bambini in casa, voi non lo passate. Ma solo la madre, 4 bambini, l'ha cresciuto da sola da 5 anni, punto. Da 3 anni e mezzo l'ha cresciuto in semi con compagno che ha fatto denunce, punto. Ovviamente sentite sono momenti davvero difficili, momenti comprensibili di grandissimo dolore e di un giallo che si sta sempre più fitto e che più passano le ore più diventa difficile da sciogliere. Queste tante le domande a cui bisogna dare una risposta. Dunque queste le notizie, poi ovviamente se avremo ulteriori notizie rispetto a questa tragedia, quella delle Piave, torneremo magari a ricollegarci anche con la nostra Francesca Bozza. Intanto la pubblicità per qualche istante perché dopo c'è ancora cronaca, ancora il Giro d'Italia e poi davvero tanti argomenti ancora da trattare. Siamo tornati nuovamente in studio, continuiamo a parlare di cronaca e lo facciamo dalla provincia di Vicenza. La Guardia di Finanza ha tracciato un bilancio dei reati economici in tutta la provincia. Sentiamo. Fiamme gialle in prima linea contro i reati economici. Nel 2022 le procedure fallimentari rilevate presso il Tribunale di Vicenza calano del 17%. 28 i casi di bancarotta fraudolenta con 47 persone denunciate, una agli arresti domiciliari. In particolare l'attività della Guardia di Finanza di Vicenza si è concentrata sulle condotte fraudolente degli amministratori di 28 società che hanno distratto beni e valori per 5 milioni e mezzo di euro a danno dei propri creditori, dai dipendenti ai fornitori fino all'erario. Per questo la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 1,5 milioni di euro. Le imprese interessate sono attive in settori diversi e in tutta la provincia, da Vicenza a Bassano del Grappa fino ad Arzignano, Tiene, Noventa, Lonigo, Barbarano Mossano, Creazzo, Brogliano, Rosà, Bolzano Vicentino, Chiuppano, Grumolo delle Badesse, Camisano e Monte di Malo. Rimaniamo nel Vicentino, bici rubate dentro un garage, trovate dalla polizia, denunciato un pregiudicato straniero. Hanno trovato un garage con 7 biciclette rubate. Gli agenti della questura, che allertati da un cittadino a cui era stata rubata una bici poco prima con installato un dispositivo GPS, sono riusciti a rintracciare il posto in cui era stata nascosta, in zona 7K. Dopo aver localizzato lo stabile lo hanno perquisito trovando 7 biciclette, tra cui quella localizzata con GPS che è stata restituita al proprietario. Per un 57enne cittadino serbo gravato da precedenti è scattata la denuncia per il reato di ricettazione. Il questore Sartori ha dato disposizione all'ufficio immigrazione di avviare l'iter in parallelo con quello giudiziario finalizzato all'espulsione dell'uomo dal nostro territorio nazionale. Sempre nella serata di ieri, gli agenti della squadra volanti hanno arrestato un 28enne cittadino italiano senza fissa dimora e pluripregiudicato, che è stato rintracciato in sella ad una mountain bike appena rubata. L'uomo, conosciuto dalle forze dell'ordine con precedenti penali e denunciato il mattino stesso per ricettazione perché trovato in possesso di un'altra bici rubata, ha tentato la fuga per poi essere immobilizzato dai poliziotti. Ha ammesso di aver tranciato la catena con cui il proprietario aveva ancorato la bicicletta per poi rivenderla e acquistare subito una dose di sostanza stupefacente. Arrestato, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.
Ed ora nel Padovano aveva inviato soldi della scuola direttamente nel suo conto corrente. L'ex dipendente dell'istituto di Villa Estense è stata condannata ad un maxi risarcimento dalla Corte dei Conti. Dopo la condanna a 4 anni e mezzo per peculato emessa dal Tribunale di Rovigo, anche la Corte dei Conti ha concluso le indagini sull'ex impiegata amministrativa dell'Istituto Comprensivo di Villa Estense, condannata a un maxi risarcimento di 93.640,43 euro. 65 anni, residente a Pozzonovo. Per 2 anni e mezzo la donna, che ha ammesso le sue responsabilità, aveva dirottato i fondi destinati al pagamento dei fornitori nel suo conto corrente postale. A far partire le indagini il nuovo dirigente amministrativo della scuola, che continuava a ricevere le doglianze di aziende che non avevano ricevuto i soldi nonostante i regolari mandati di pagamento. L'indagine era stata condotta dalla Guardia di Finanza. La notizia che arriva oggi, l'addio ad Anita Buosi, ferita nel cimitero, vi ricordate, da un ordigno di una bomber. Aveva 85 anni, nel novembre del 2001 aveva perso 3 dita della mano ed era rimasta ferita all'occhio a causa dell'esplosione di un ordigno piazzato da una bomber nel cimitero di Motta di Livenza. Il 26 di maggio, l'ultimo saluto. È mancata proprio l'affetto dei suoi cari, lo leggo da Treviso Today. Aveva 85 anni ed era una delle 9 persone rimaste ferite dagli ordigni di una bomber. Il 2 novembre del 2001, in occasione della ricorrenza dei morti, la signora Anita si trovava in cimitero a Motta di Livenza per mettere dei lumini bianchi sulle lapidi rimaste senza. Arrivata alla tomba dei coniugi, si era accorta di un cero rosso posizionato al contrario sulla lapide. Girandolo era poi avvenuta l'esplosione. La tragedia, il cero era infatti in realtà un ordigno esplosivo con all'interno chiodi e bulloni che l'avevano spappolato 3 dita della mano, ferendolo anche all'occhio e al viso. E noi vi proponiamo proprio quel servizio quando l'Anita Buosi era rimasta ferita, l'avevamo sentita proprio in quei giorni. Non penso di meritarmi questa punizione. Ti prego, mettiti una mano sulla coscienza, vedi di non farlo più, perché so che altre persone hanno sofferto. Per te non farlo più. Io vado sempre in cimitero perché no, perché io in cimitero ho il mio papà, la mia mamma e mio fratello, e poi tengo, quando vado per loro, tengo in ordine 10 tombe dei frati, che da bambina io sono cresciuta all'ombra del santuario di Motta e li ho conosciuti tutti. Certo. Nel tornare indietro dai loculi che hanno fatto una cappella ai frati, capisce? Perché poi raccoglieranno quelli che sono per terra. Sono passata davanti a questi loculi che in orizzontale sono 6 le tombe e in verticale sono 4. Ho visto che non c'era neanche un cero. Ho detto: ma che peccato, tutti hanno un cero e questi morti non hanno un cero. Allora, siccome li avevamo messi quasi a tutti e c'erano delle tombe che ne avevano 2 o 3 di ceri, capisci? Allora ho detto io, perché questi non siano diversi da tutti gli altri, vado a prendere 6 ceri e li metto a terra. Su ogni loculo un cero. Io ho messo 4 ceri per terra, poi me ne mancavano 2. Ho alzato gli occhi e questo cero era in una nicchietta, capisci? In una nicchietta, ma bello, normale, solo che era un filino più alto del normale. E come vi avevo annunciato prima, dovremo ricollegarci con il nostro Cristian Arboit, che si trova a Oderzo per il tappone dolomitico. Ecco, lo vedo sullo schermo. Cristian, buongiorno ancora. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a te e ai telespettatori di Antenna 3. La macchina del giro è una macchina impressionante. Ci siamo collegati mezz'ora fa e qui era
un mare di gente, tutto era pronto per la partenza c'è stata, pochi minuti, frazioni di secondo quasi, di grande adrenalina, adesso si sta smontando il tutto, il Giro d'Italia è fatto così, vive di momenti adrenalinici, momenti di attesa e poi momenti di grande smobilitazione. Insomma, è stata una mattinata davvero importante, davvero bella questa per Oderzo, migliaia le persone, fra poco cercherò un dato definitivo anche da parte degli operatori di soccorso, da parte dei volontari, centinaia lungo tutto il tracciato che porta dritti nel Bellunese, nelle terre alte, a Palafavera in Val di Zoldo. È una tappa importante, la prima tappa dolomitica, mentre ci si avvia al gran finale di questo Giro d'Italia 2023. Daniela, se sei d'accordo, non so se lo hai già fatto sentire il presidente Luca Zaia, farei sentire le parole di Zaia pronunciate poco prima della partenza. Zaia che ha annunciato nuovi importanti eventi sportivi per il Veneto. Sì, no, Cristian, l'abbiamo fatto sentire prima, le parole avevamo l'intervista, quindi le abbiamo fatte sentire. Cristian, adesso ci dicevi, insomma, ormai sono partiti e insomma ci racconti di questa partenza. Assolutamente, sono partiti, adesso faranno buona parte della Marca per arrivare in Cansiglio. Lì il primo Gran Premio della montagna, il passo della Crosetta. Il passo della Crosetta di fatto è l'anticamera di quella che poi è la tappa dolomitica, il tappone dolomitico vero e proprio. Nel frattempo vedo se riesco a mostrarti quello che sta succedendo, ruotando lo schermo. No, niente, non riesco. La smobilitazione che vedi alle mie spalle, la velocità impressionante. Ti dicevo, a passo della Crosetta, poi la conca dell'Alpago, Pieve d'Alpago, poi si va a Pieve di Cadore, Cibiana si scende nella Val Zoldana. In Val di Zoldo il giro non si vedeva da più di 10 anni, se non sbaglio l'ultimo vincitore di tappa in Val Zoldana è stato Savoldelli, quindi correva l'anno 2005-2006, gli appassionati, se ho sbagliato mi perdoneranno. E poi domani l'altra grande tappa dolomitica, rigorosamente dolomitica ad hoc tra Longarone e le tre cime di Lavaredo. Probabilmente qui si decreterà il vincitore di questo Giro d'Italia 2023 che, come vi dicevo prima, vede distanti pochi secondi l'uno dall'altro, tre campionissimi, ovviamente Thomas il favorito, attuale maglia rosa, poi c'è Almeida e ancora Roglic. È chiaro che sulle creste dolomitiche, sui passi dolomitici, a fare la differenza sarà il fiato. Per dirti, la tappa di oggi è lunga 161 chilometri, il dislivello è di 3.700 metri, quindi si fa davvero sul serio, e domani sarà ancora peggio, quindi insomma parliamo di una prova di forza, di resistenza impressionante. Tra l'altro grandi eventi sportivi, ne ha parlato Luca Zaia, mancano poco meno di 1000 giorni alle Olimpiadi 2026, ma nel frattempo ci saranno diversi altri eventi sportivi. Vedremo poi di quali candidature sportive parlava il presidente Zaia poco fa ai nostri microfoni. Lo scopriremo, immagino, nei prossimi mesi, ma se l'annuncio è stato fatto vuol dire che qualcosa di concreto, di certo c'è, insomma. Solitamente così funziona. Allora, cosa dirti, Daniela? Io sono in attesa, tra l'altro, anche della sindaca di Oderzo Scardellato, che nei giorni scorsi aveva presentato questo evento anche nei
nei nostri studi. Se arriva, ovviamente ti richiedo la linea. Per il momento da Oderzo è tutto. Daniela, te la linea. Grazie davvero a Christian Arboit. Noi continuiamo però con la cronaca, perché c'è stata una tentata rapina ai danni di un calciatore, l'ex calciatore della Roma, della Fiorentina e anche dell'Hellas Verona. Alessio Cerci è stato vittima di un tentativo di rapina dell'orologio a Roma, nella zona del quartiere di San Paolo. Il 35enne è stato avvicinato da 2 uomini che gli hanno intimato di cedere l'orologio sotto la minaccia di una pistola. Il calciatore però si è reso conto che la pistola, che l'arma era finta, ed è riuscito a scappare, seminando i 2. Sulla vicenda indaga ovviamente la polizia. Ed ora andiamo invece a Padova, perché lì abbiamo il nostro Francesco Ratai. Si parla dei soccorritori della protezione civile che sono nelle zone dell'alluvione. Noi sentiamo un po' che cosa sta accadendo dal nostro Francesco Ratai. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova, siamo nella sede della Protezione Civile Provinciale, con me la consigliera della provincia Daniela Bordin, che è anche delegata per la Protezione Civile appunto. Siamo qui perché sono molti i soccorritori della Protezione Civile che si stanno recando in queste ore verso le zone alluvionate in Emilia-Romagna. Come sta andando? Che numeri avete? Allora, i numeri sono importanti. Abbiamo visto le immagini che purtroppo ci arrivano dall'Emilia Romagna, sono veramente immagini drammatiche per l'entità del disastro che si è verificato e che si sta ancora, diciamo, procrastinando nel tempo. Oltretutto oggi piove di nuovo, per cui siamo ancora in una situazione di meteo in allerta. Per quanto riguarda i numeri, la provincia di Padova, ovviamente su richiesta della Regione Veneto, che coordina il tutto in base alle esigenze che partono dalla Commissione speciale dalla Regione Emilia Romagna, ha chiesto l'intervento di nostri volontari fin dai primi giorni di maggio, quando è iniziato, diciamo, il periodo delle piogge, che poi si è fermato per andare oggi ad avere questa situazione di grossa difficoltà. Finora i numeri sono 55 volontari che sono andati giù, oggi ne partono altri 26. È chiaro che nella prima fase c'è stata una necessità di andare giù con motopompe per svuotare cantinati, case dall'acqua, ovviamente. Ieri è andato giù anche un bobcat del gruppo provinciale per aiutare a spalare il fango o quant'altro. Adesso ovviamente le richieste, oggi partono altri 26 volontari di 3 squadre, sono legate più a un discorso di andare sul dettaglio, e quindi moduli A e B antincendio boschivo che sono utili per la pulizia di quelli che sono appunto questi scantinati, queste case, per liberare da questo fango che si è formato nelle strade, negli accumuli delle case. I volontari hanno dato una immediata risposta, molto veloce, perché nel momento in cui sono state richieste delle squadre, ovviamente andando ad attingere su quello che è il calendario di reperibilità che ogni anno viene preparato a livello di distretti e quindi di provincia di Padova, si sono avvicendati a raggiungere i luoghi interessati da questa alluvione, che ha dimensioni veramente molto molto importanti. Ecco, ricordiamolo, perché gli addetti di protezione civile sono volontari e sono cittadini che si mettono a disposizione degli altri. Ecco, in questi monitor per esempio si vede il Bobcat che è stato inviato nelle zone alluvionate. Qua ci sono i vari distretti di protezione civile nella suddivisione della nostra provincia, e qua c'è sempre un occhio al meteo anche per la nostra provincia, perché c'è una perturbazione in atto, non dovrebbe essere preoccupante. No, diciamo che è chiaro, questo periodo è un periodo di piogge intense che ovviamente destano preoccupazione, perché nel momento in cui ci sono questi temporali importanti abbiamo visto che possono creare delle difficoltà. Diciamo che in Veneto sicuramente l'alluvione del 2010 ha creato uno spartiacque, nel senso che sono stati fatti da parte della Regione
interventi importanti di messa in sicurezza del territorio attraverso la creazione di casse di espansione, che in questo modo hanno dato la possibilità ai vari fiumi che erano stati interessati e canali che erano stati interessati dalle esondazioni e dalle rotture degli argini del 2010 di essere oggi in una fase sì di piena, ma non sicuramente da creare preoccupazione. Sì, perché chiaramente è indelebile il ricordo del 2010, come diceva anche la consigliera, un punto di svolta per il nostro territorio. Sono state fatte molte opere e fortunatamente il territorio in questi momenti è più al sicuro rispetto a 13 anni fa. Dalla sede della Protezione Civile della provincia di Padova è tutto, restituisco la linea. Grazie davvero a Francesco Ratai, buon lavoro. Noi andiamo nel Trevigiano per dei controlli da parte dei carabinieri, il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e collaboratori in nero, raffica di controlli da parte degli uomini, dell'Arma e dell'Ispettorato del Lavoro in tutta la provincia di Treviso, sospese 6 ditte e elevate sanzioni per ben 230.000 euro. C'è il centro massaggi cinese a Susegana con 2 addette non in regola e diverse violazioni in materia di sicurezza, l'autolavaggio a Ormelle con un lavoratore in nero, carenze sulla sicurezza e lavoratrice non in regola anche in un negozio di parrucchiera a Montebelluna e poi ancora violazioni nel settore edile. In un cantiere a Roncade sono state sospese 2 aziende che stavano lavorando senza aver dato il piano operativo di sicurezza, oltre a svolgere lavorazioni in quota senza predisporre idonei sistemi di protezione. A Castello di Godego gli operai lavoravano sul tetto di una casa per installare pannelli fotovoltaici senza che fossero stati predisposti sistemi di protezione per evitare le cadute. Anche in questo caso sospensione per l'azienda. È un vero e proprio bollettino di guerra quello che emerge dal bilancio delle attività di controllo del nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri con la collaborazione dell'Arma Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro di Treviso. Nel corso del controllo, che ha interessato l'intera provincia, sono state sospese complessivamente 6 attività imprenditoriali e sono state individuate numerose inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, elevate sanzioni per 230.000 euro. Plaude ai controlli la CGIL. Benvengano, dice il segretario generale Mauro Visentin, a tutela dei lavoratori e delle aziende che operano correttamente. Vorrei dire che dopo aver chiesto invano per tanto tempo che ci siano delle strutture che funzionano, che ci siano le maestranze per fare i controlli, quando i controlli si fanno si trovano anche le situazioni di criticità e soprattutto si mettono in sicurezza i lavoratori e anche le imprese serie. E andiamo a Vicenza, dove c'è stato un blitz della questura negli immobili occupati. Sono stati identificati 28 extracomunitari. Blitz interforze a Parco Città in alcuni immobili di via Catalani, zona al centro dell'attenzione anche per le ripetute segnalazioni arrivate dai cittadini che ne lamentavano il degrado. All'interno sono stati identificati 28 cittadini extracomunitari, in gran parte provenienti da Nigeria, Burkina Faso e Ghana, 11 dei quali con precedenti per reati di varia natura, soprattutto per spaccio di stupefacenti ed invasione illegale di terreni ed edifici. Accertamenti in corso per verificare se hanno il titolo previsto per restare in Italia. Controlli serrati ieri disposti dal Questore sono stati effettuati anche in via Faccio e via Rattazzi, a Ponte degli Angeli, in corso Santi Felice e Fortunato e ai giardini di Campomarzo. Anche questi luoghi segnalati come frequentati da soggetti dediti allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Rimaniamo a Vicenza, dove per noi la vedo già collegata la nostra Luisa Bertini. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del candidato Giacomo Possamai per queste battute finali che portano al ballottaggio. Fino ad oggi la campagna elettorale si è concentrata sui grandi temi, dalla TAV alla sicurezza. Oggi Possamai lancia l'indicazione per i piccoli temi, quindi 300 piccole proposte. Di cosa si tratta? Ci prendiamo un impegno per i primi 100 giorni. Abbiamo raccolto 300 segnalazioni di cittadine e cittadini. Molto ci abbiamo lavorato con i nostri candidati nei quartieri di piccole cose da sistemare nei quartieri, cartelli divelti,
buche, marciapiedi dissestati, fontanelle rotte nei parchi, insomma tante piccole cose che però fanno la differenza nella qualità della vita delle persone nei quartieri. Ecco, l'impegno che ci prendiamo nei primi 100 giorni è di risolvere tutte quelle che sono immediate, diciamo così, e però di avviare anche quelle un po' più complicate. L'obiettivo nell'arco di un anno è di completarle tutte e di metterle tutte a posto, e lo facciamo concretamente, nel senso che mostriamo una mappa con le 300 segnalazioni e da qui a un anno ci ritroviamo e vediamo se queste 300 segnalazioni sono state sistemate. Insomma, un modo concreto e serio di prendersi un impegno con i cittadini. Ecco, io ringrazio Giacomo Possamai e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie davvero a Luisa Bertini. Noi cambiamo completamente argomento. Nel Bassanese, quale futuro per il polo museale Santa Chiara? Il consigliere Vernillo continua a chiedere un coinvolgimento della città. Polo Santa Chiara, anzi Polo dell'Innovazione o Genius Center, di sicuro è l'ancora incompiuta da troppi anni nel cuore di Bassano. E dopo le ultime novità da parte dell'amministrazione comunale sul futuro di un sito che costerà una ventina di milioni di euro in un piano di project financing, è il consigliere di opposizione Angelo Vernillo che vuole coinvolgere tutta la città per chiedere, attraverso una raccolta di idee via mail, che futuro vedono per quel sito. Nei primi giorni, anche grazie appunto ai servizi televisivi, alla pubblicità della casella postale, che ricordo essere futurosantachiara@gmail.com, sono arrivate delle segnalazioni, dei suggerimenti, delle idee, ecco, sulle quali poi dopo noi metteremo insieme alcune tematiche e andremo a dire quelle che sono le cose. Di certo però quello che stiamo registrando dai cittadini è una voglia di partecipare, è una voglia di dire qualcosa su quel punto importante della città, ma soprattutto non vogliono indebitarsi per i prossimi 20 anni. È proprio Vernillo che ancora una volta lamenta la mancanza di dialogo da parte della sindaca Elena Pavan sui grandi temi di Bassano, tra cui proprio il Polo Santa Chiara. Su tutti i temi importanti della città non c'è mai stato un dialogo, non solo con la città ma nemmeno con il Consiglio Comunale, ma pensiamo semplicemente alle questioni del piano Mar, pensiamo alla questione del Teatro Astra, pensiamo alla questione del Genius Center, dell'ex Polo Santa Chiara, pensiamo alla questione della viabilità. Tutti i grandi temi della città sono stati abbandonati da questa amministrazione o tirati fuori solamente come spot, come vetrine inutili che non hanno portato assolutamente a niente. Ed ora vi presento l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, il sindaco di Meolo Daniele Pavan. Buongiorno. Buongiorno. In apertura purtroppo con lei torniamo a parlare della morte del campione Massimo Benetton, morto in Trentino, se non sbaglio, giusto? Una morte che ha coinvolto l'intera comunità dove lui era nato, dove aveva vissuto, da qualche tempo però si era trasferito e quella era la sua grande passione. E fra l'altro era lo zio di un assessore comunale del comune. Sì, Massimo è una persona, appunto un cittadino di Meolo che purtroppo è mancato improvvisamente sul torrente in Alto Adige. Siamo rimasti un po' tutti attoniti da questa informazione, come ogni volta accade una morte improvvisa di un cittadino peraltro giovane e anche molto attivo, uno sportivo di anche fama, e che aveva sempre il sorriso sul volto, una persona molto solare, disponibile. Io non conoscevo direttamente Massimo, ma conoscendo molto bene la famiglia, perché appunto, come si diceva, l'assessore Benetton fa parte della mia giunta, e devo solamente dire che è una famiglia veramente in gamba, di Losson, molto conosciuta, e purtroppo non ci sono sempre le parole giuste in questi momenti, se non spesso anche il silenzio, come anche la famiglia stessa chiede, insomma, dal punto di vista della riservatezza del lutto che è accaduto. Certo, poi ovviamente le indagini ovviamente per cercare di ricostruire questo drammatico incidente che è avvenuto l'altro ieri sera. Io ho visto che sullo schermo, ecco la nostra Monica Smiderle con un ospite, non so, eccola qui, Monica da Bassano. Monica, buongiorno.
Buongiorno a te Daniela, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sono con il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo. Dicevi bene, sono a Bassano, in municipio, perché è appena terminata la conferenza stampa di presentazione dei progetti legati all'area urbana pedemontana. Ne parleremo tra pochissimo anche con il sindaco Mozzo. Prima però le chiedo la composizione della nuova giunta di Marostica. Ricordo che Marostica è andata al voto, è stato riconfermato il sindaco uscente, appunto Matteo Mozzo. C'era attesa per la nuova giunta che il primo cittadino ha presentato giusto oggi. Sindaco, una giunta sicuramente all'insegna della continuità con il primo mandato. Sì, una giunta che va a riconfermare in larga parte gli assessori uscenti, compreso quello che ho sempre dichiarato dall'inizio della campagna elettorale, Enzo Colosso, è l'unico assessore esterno che avrà la delega al bilancio, che però vede un nuovo innesto, quello di Martina Tognazzo, con la delega all'ambiente, l'agricoltura e l'energia. Riconfermati Valentino Scomazzon, il vice sindaco uscente, Ilenia Bianchin e Renato Bertolin. Lei sindaco aveva parlato di una scelta legata a due criteri, ovvero le competenze e il numero di preferenze ottenute alle elezioni, e questo ha portato appunto a riconfermare ben 3 assessori, oltre naturalmente all'assessore esterno. Sì, devo dire che sono stato decisamente soddisfatto del risultato elettorale, e comunque oltre alle deleghe agli assessori sto assegnando le deleghe anche ai consiglieri, naturalmente in base alle disponibilità di tempo e alla possibilità che potranno dedicare all'amministrazione comunale. Nei prossimi mesi ci saranno delle ulteriori specifiche, quindi delle ulteriori deleghe che assegnerò anche ai consiglieri, proprio valutando con loro in base alle disponibilità che potranno darmi, perché questo mandato si caratterizzerà soprattutto dal, come posso dire, mettere un po' alla prova la mia squadra, perché già da oggi ho intenzione di cominciare a lavorare, avendo numerosi e importanti progetti che vanno ben oltre il mandato amministrativo, a una nuova squadra che potrà candidarsi la prossima volta per portare a termine i grandi risultati che stiamo di fatto progettando ora. È un sindaco, insomma, che muove le sue pedine sullo scacchiere di Marostica, visto che Marostica è appunto città degli scacchi. Parlava sindaco di progetti. Quali sono i primi progetti che porterà avanti e i nuovi progetti che metterà sul piatto? Beh, in questo momento abbiamo sicuramente il Politeama, dove abbiamo ottenuto un importante contributo. Il Politeama è il teatro cittadino, fermo da 18 anni circa, dove la previsione del consegna lavori è per la metà di quest'estate, e quindi poi con tutto quello che sarà il bando di concessione. Stiamo facendo importanti lavori nelle scuole comunali, anche lì dove abbiamo ottenuto un importante contributo per la messa in sicurezza antisismica, e ci sono altri circa 3,5 milioni di interventi che devono essere seguiti per essere completati entro i primi mesi dell'anno prossimo, proprio per le scadenze dei bandi ministeriali e PNRR che abbiamo ottenuto. Stiamo lavorando per cercare ulteriori risorse con progetti puntuali. Il primo fra tutti, comunque, che dovrà essere seguito è la sistemazione della viabilità nell'area ovest di Marostica, dove da novembre-dicembre di quest'anno partirà la demolizione di quello che è il vecchio ospedale, il vecchio, chiamiamolo brutalmente, l'ex manicomio, che vedrà però sorgere, grazie a un contributo ottenuto assieme alla Regione Veneto e al Distretto 1 dei sindaci del Bassanese e Altopiano, di un nuovo centro dedicato all'Alzheimer con un costo totale di quasi 14 milioni di euro. Sindaco, chiudiamo velocemente con i fondi che arriveranno invece dall'area urbana pedemontana. C'è stata appunto la presentazione qui a Bassano poco fa. Sì, questo è stato un altro grande progetto d'insieme portato avanti dalle amministrazioni di Bassano e di Schio, che ha coinvolto tutti quanti gli amministratori del territorio. Lì come Comune di Marostica abbiamo deciso di partecipare dando adesione a tutti quelli che sono i progetti d'area, e ci siamo focalizzati però richiedendo di potenziare il trasporto pubblico locale attraverso la mobilità e il collegamento tra i nostri due ospedali, quindi di Bassano e di Sant'Orso. Abbiamo già realizzato la stazione del Corriere nuova, che ha visto anche importanti critiche da parte delle minoranze nel passato mandato amministrativo, che però adesso si prenota per essere la prima stazione ad avere i punti di ricarica elettrici proprio per questo nuovo tipo di collegamento. Insomma, abbiamo capito che a Marostica c'è tanto che bolle in pentola. Daniela, se non ci sono domande io restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a
Monica, grazie, buon lavoro, grazie anche al sindaco. Noi andiamo avanti, una notizia di cronaca che è arrivata ora. Gli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza e della Questura di Padova hanno eseguito un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Venezia su proposta del questore dopo alcuni accertamenti patrimoniali su cui è emersa la disponibilità di beni il cui valore è risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, quindi è stata confiscata dunque in provincia di Padova una villa di pregio con annesso deposito e ampia area pertinenziale di 1500 metri quadrati, un'autovettura e un motociclo d'epoca. Il proprietario ha numerosi precedenti penali e di polizia, principalmente per reati vari. Questa è la notizia di cronaca, ma ora abbiamo iniziato questa prima edizione parlando del Giro d'Italia, adesso terminiamo con il Giro d'Italia, perché ieri è passato anche per Meolo, una grande festa, ma insomma ci diceva anche una curiosità però di che cos'è accaduto, alcuni manifestanti. Sì, diciamo che la festa è sicuramente stata grande, bellissima, i cittadini si sono divertiti, anche se pure il passaggio del clou è di 2 minuti al massimo. Comunque in ogni caso è stato un bel momento. C'è stato qualche manifestante che ha voluto in qualche modo provocare con la sua manifestazione, diciamo così, ma poca roba è stata subito soppressa dalla parte della security del Giro che passava di lì in quel momento. Ecco, cosa avevano fatto, ci diceva? Sì, sono diciamo, a livello dimostrativo incatenati al guardrail 4-5 elementi, però non si è capito neanche bene quale fosse il motivo. Ecco, infatti la mia domanda era proprio questa, il perché, la motivazione di questa protesta non si capiva in realtà. No, esatto. In ogni caso la polizia stradale, la polizia locale di Meolo anche sono intervenute tempestivamente e hanno comunque sedato sul nascere questo tipo di problema, insomma, potenziale anche per la sicurezza dei ciclisti che passavano in quel momento. Assolutamente. Ecco, una grande festa, l'abbiamo raccontato davvero anche prima, una grande festa che ha coinvolto cittadini, turisti, insomma davvero tantissime persone, perché tutti insomma con il cappellino rosa, la maglia rosa, per essere vicini ai ciclisti. Sì, assolutamente, è sempre una festa quando passa il Giro. Erano 20 anni che non passava più per Meolo. Mi ricordo bene anche a quell'epoca, sono occasioni queste importanti per il territorio. È bene comunque anche precisare che su ogni comune dove vi è l'attraversamento della carovana ci sono anche delle operazioni di organizzazione non indifferente per la sicurezza stradale e quant'altro. Noi per esempio anche a Meolo dobbiamo fare un plauso alla Protezione Civile, che grazie ai volontari della Protezione Civile siamo riusciti a presiedere tutti i varchi d'accesso della strada regionale e quindi grazie a loro la manifestazione poi sfocia in divertimento puro. Ovviamente poi c'è stato anche il Giro che è il giro con le bike elettriche, che è partito prima del passaggio del Giro diciamo ufficiale d'Italia. Anche quello una grande festa nel comune vicino di Monastier, alla quale festa ho anche partecipato, dove abbiamo formato una squadra di ciclisti sindaci un po' improvvisata, diciamo così, e ci siamo incimentati sullo spinning nel riscaldamento come avviene per i cilisti pre-gara. Diciamo che è qualcosa che fa veramente bene al territorio. Com'è andata questa? Ma ho chiesto subito un integratore e mi hanno portato una birra al volo. Quindi sindaco, lei il Giro d'Italia invece è quello tradizionale? Sì, ovviamente da spettatore. Da spettatore. Ecco, Senta sindaco, dopo i 2 anni di pandemia insomma, si è tornati davvero un po' a rivivere la vita normale, la vita di sempre, con insomma, le persone che hanno potuto finalmente godere di queste manifestazioni, di queste iniziative. La carovana, lo sappiamo, insomma, attira davvero sempre tantissime persone, tantissimi turisti. Finalmente si respira un po' di aria, possiamo definirla un po' normale, anche se lo ricordiamo, insomma, non è completamente passata, l'epidemia è passata perché sta diventando endemica, però insomma qualche caso, anche se non grave e non preoccupante, però ancora c'è. Sì, c'è bisogno di ritorno, come dici, alla normalità. Soprattutto al di là dell'aspetto puramente diciamo, sanitario virale, anche proprio l'aspetto psicologico che ha lasciato sulle persone
su cui è importante lavorare attraverso iniziative di ogni genere per riportare alla normalità. Non è da sottovalutare questo aspetto, perché effettivamente abbiamo colto anche noi come amministrazione sul territorio che ripartire anche in condizioni di sicurezza trova sempre una riluttanza da parte della cittadinanza per delle sorte anche di abitudini che si sono prese durante questo periodo straordinariamente eccezionale del periodo di questo secolo. Per cui è importantissimo creare occasioni appunto di incontro e di appunto momenti anche di festa, come appunto è stato questo della Carovana Rosa, ma anche altre iniziative locali. È fondamentale per il ritorno alla normalità. Ecco, Sindaco, stiamo ormai insomma verso l'estate, ci siamo insomma sperando che non torni ancora il maltempo, ma insomma questi giorni sono stati giorni di gran caldo. Abbiamo visto un'altra carovana, che è quella invece delle auto che vanno verso le zone balneari, Jesolo, Caorle, le zone del Veneziano, e il suo territorio è attraversato da una delle strade principali, che è la Treviso Mare, dove purtroppo però si registrano, speriamo mai più, ma purtroppo questa non sarà così, perché lo sappiamo ormai con l'estate, si registrano purtroppo incidenti stradali. Un po' l'abbiamo detto, a volte per il mancato rispetto delle regole, alcune volte perché purtroppo l'incidente non sempre si può prevenire, bisognerebbe fare attenzione, però questa è una delle problematiche. Ne avevamo parlato con lei proprio anche l'anno scorso, proprio in occasione di un altro incidente gravissimo accaduto nel suo territorio, sulla Treviso Mare. Si può fare di più, ci sono iniziative, c'è qualcosa che si può fare, perché insomma siamo davvero alle porte dell'estate. Sì, era giusto quasi un anno fa che accadeva l'ultimo di una lunga serie purtroppo di incidenti mortali proprio su quel punto della Treviso Mare. Sicuramente il traffico è intensificato in modo notevole, straordinario. Noi adesso che riusciamo a misurare anche i flussi che transitano attraverso la strada, riscontriamo che quella strada nei primi periodi qui primaverili, diciamo di bel tempo, abbiamo all'intorno 20.000 passaggi al giorno di autoveicoli. È un dato veramente allarmante, che finché non riuscivamo a misurare non ci rendavamo neanche oggettivamente conto di quanto fosse l'importanza del carico stradale che c'è, carico veicolare che c'è su quella strada. Le iniziative sono molteplici, sono sia di prevenzione ma purtroppo ahimè anche di repressione. Io ho un compito civile e morale nel mio ruolo, che è quello di salvaguardare per prima la vita delle persone, dei cittadini che passano anche in quella strada, per cui purtroppo ahimè ho dovuto anche installare apparecchiature di repressione, come ad esempio un autovelox per la misura della velocità fisso in prossimità proprio di dove sono accaduti gli incidenti mortali, e parliamo di 3 incidenti mortali negli ultimi 4 anni. È qualcosa di, diciamo così, fastidioso. Chiunque viaggia ha potenziale rischio di questa sanzione. Il sottoscritto pure gira per le strade anche per lavoro e ha rischio anche lui per prendere sanzioni di questo genere, però purtroppo si devono mettere davanti nella scala delle priorità le questioni più importanti, che è la sicurezza. Noi stiamo facendo sicurezza stradale, e ovviamente oltre a questo iniziative devono essere sempre a corollario, a supporto per la prevenzione, e questo soprattutto verso le giovani generazioni, che devono porre molta attenzione quando si mettono alla guida, e soprattutto non sottovalutare lo stato alterato nel momento in cui sono sotto effetto di stupefacenti o comunque alcol. E poi, Sindaco, fra l'altro purtroppo quella è una strada che porta un po' a correre, un po' è perché insomma abbiamo visto che molti degli incidenti sono proprio causati, parliamo di quella strada perché è una strada abbastanza dritta, proprio dalla velocità, ecco, degli automobilisti, e questo è un altro problema. Avete posizionato questi autovelox e i risultati, voglio dire, non mancano, immagino. No, effettivamente il traffico medio di velocità si è ridotto notevolmente. Peraltro gli indicatori
primo è proprio quello delle case, dei vicinati che ci sono, che si intromettono, diciamo, nella strada regionale, entrano dentro, che finalmente dicono possiamo immetterci nella strada senza magari aspettare mezz'ora di tempo, perché ci sono auto che sembrano lontane, ma nel momento in cui ci si gira per dare la precedenza si trovava subito a ridosso. Questo è un deterrente che funziona e dà i suoi effetti, assolutamente. È fastidioso, me ne rendo conto, però come dicevo prima dobbiamo mettere in ordine le cose. E secondo lei ci sono altre iniziative che si possono attuare? Noi abbiamo visto, insomma, ne abbiamo parlato davvero parecchio in queste edizioni, perché lo ricordiamo e non ci stanchiamo mai di ricordarlo, che la Marca purtroppo è una maglia nera. Qui parliamo del veneziano, ma è a confine con la provincia di Treviso. La Marca è maglia nera per incidenti stradali. Ieri l'ennesimo incidente stradale, questa volta purtroppo causato da un malore fatale, però che ha causato poi un incidente. Fortunatamente le 3 persone che erano a bordo dell'altra auto non si sono fatte tanto male, e invece è morto il medico alla guida dell'auto, e sono 22 le vittime dall'inizio dell'anno, e sono numeri davvero che fanno paura, e siamo alle porte, ripeto, dell'estate, dove purtroppo sappiamo che con il caldo, l'uscita delle auto, soprattutto i fine settimana, poi succedono questi incidenti, e soprattutto il rischio più grosso, l'abbiamo detto più volte anche con le forze dell'ordine, è proprio quella con le moto, ed è un'altra problematica, perché soprattutto in quella zona, oltre alle auto, insomma, viaggiano a velocità, insomma, anche le moto, e lo sappiamo, l'abbiamo visto durante gli anni, ci sono anche moltissimi incidenti stradali, e con le moto poi purtroppo gli incidenti sono davvero gravissimi. Sì, l'attenzione alla guida e l'alta velocità sono le due principali cause della stragrande maggioranza degli incidenti. Noi dobbiamo comunque impegnarci nella campagna di sensibilizzazione da parte di chi va in macchina, chi va in moto, su questi temi. Per esempio abbiamo coinvolto anche la cittadinanza in alcune iniziative attraverso un'associazione che è l'associazione Alba di Romina Ceccato, appunto per le vittime della strada, in modo da far comunque sentire molto vicino che cosa significa poi avere un dramma di questo tipo. E sono tutte iniziative messe assieme anche alla sicurezza stradale, che noi puntualmente ogni anno svolgiamo anche dei corsi, delle occasioni con delle biciclettate degli studenti delle scuole, per sensibilizzare proprio su questo tema. È ovvio che non aiuta sicuramente anche la carenza di forze dell'ordine che ci sono in campo. Faccio un esempio: noi abbiamo registrato alle 3 di notte una velocità di 200 km all'ora su un tratto appunto dove il limite è 70 km all'ora. In quel caso è ovvio che se ci fossero le forze dell'ordine in quel momento l'attività sarebbe ben diversa, più repressiva, però fa pensare anche adesso con quali strumenti, con quali bolidi ci si muove, anche a volte potenzialmente che armi si hanno in mano, e soprattutto nelle giovani generazioni questa cosa non è ben percepita, questo lo dicono i dati, le statistiche, per cui bisogna stare attenti. Ecco, Sindaco, prima avevamo sentito dal primo cittadino di Marossi che parlava di PNRR, lei appunto annuiva, insomma, perché è un nodo importante questo per i comuni, per le amministrazioni comunali, ma è stato davvero anche molto complicato. Decisamente complicato, lo è ancora. Capisco bene i temi del collega di Marostica, anche perché tutta l'organizzazione, anche l'apparato di gara, assegnazione e controllo dell'avanzamento dei processi per questo tipo di progetti è qualcosa che è nuovissimo anche per le strutture tecniche dei comuni. Quindi questo ha portato alla necessità di imparare anche ad usare nuovi strumenti, nuovi portali, nuove tipologie di indicatori sull'avanzamento dei progetti, appena la decadenza dell'assegnazione di fondi a copertura dei progetti stessi. Per cui questo è effettivamente il problema, il tempo stretto e anche l'apparato, il meccanismo di avanzamento del progetto, che è molto complicato. Tuttavia
lavorando faticosamente se ne viene fuori. E anche a Melo abbiamo un importante e ambizioso progetto che è la riqualificazione di un parco che viene utilizzato per vari scopi, anche per manifestazioni e quant'altro, che solo grazie ai fondi del PNRR, attraverso il progetto più sprint della città metropolitana, riusciamo a riqualificare. Diversamente non saremmo mai riusciti con le nostre risorse, per cui l'opportunità che c'è è importante, tuttavia però le insidie di fronte all'avanzamento dell'atto non sono poche, ce la mettiamo tutta. Meolo probabilmente riuscirà a segnare i lavori a luglio, sarebbe un successo. Però non nascondo che si è corso come matti. Ecco, Sindaco, come verrà riqualificato questo parco, quest'area verde? Sì, sarà un'area, quest'area è già, diciamo, normalmente utilizzata da frequentatori di varie età. Ci sono i genitori con i bambini piccoli che vanno sulle giostrine, piuttosto che gli adolescenti che hanno dei campetti di calcetto. Ecco, tutta questa zona diventa un'area completamente rinnovata, con un'area anche destinata con un punto ristoro per anche delle feste che qualcuno potrà organizzare all'aria aperta di sua iniziativa, piuttosto che dare la possibilità a un esercente di vendere, non so, i gelati, piuttosto che bibite fresche quando c'è l'estate, e anche tutta una zona dedicata alle pubbliche manifestazioni all'aperto, con tanto di teatro e di opportunità di aggregazione sociale, che sono i temi principali delle missioni dei finanziamenti del PNRR, tra cui anche ovviamente l'attività sportiva. Ecco, e altre opere importanti legate al PNRR nel comune? Nel nostro comune l'altro filone molto importante è quello legato alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Noi abbiamo un apparato tecnico ovviamente della dimensione di un comune di 6.000 abitanti, per cui nei limiti che quello può essere. Sono state prese molti finanziamenti, qui parliamo anche quasi di 200.000 euro, per il rinnovamento dei sistemi informativi dedicati proprio all'esperienza digitale del cittadino, affinché riesca a essere portato sempre più nella gestione facile dei meccanismi informatici per dialogare, interloquire con la pubblica amministrazione. E questo è un tema su cui credo in modo particolare, perché è l'evoluzione del processo amministrativo di ogni ufficio anagrafe, dove attualmente si deve andare comunque di persona per chiedere determinati atti, ma certe certificazioni si potranno poi fare online senza dover andare in coda ad aspettare. Ecco, a livello di tempistiche, magari perché un cittadino si chiede, ma è ad esempio il parco, che forse è la cosa che è più fruibile dai cittadini, è quello che magari si aspettano maggiormente i residenti, come tempistiche? Ma come tempistiche ottimistiche, ecco. Diciamo, però anche realistiche, assolutamente. Possiamo comodamente dire che da qui a un anno, a quest'ora, potremmo essere al taglio del nastro, per esempio, del parco riqualificato. E allo stesso modo anche su investimenti sul digitale, questo già qualcosa si potrà vedere a fine anno. Ecco, tempi che per una pubblica amministrazione sono tutto sommato, in proporzione alle opere, anche brevi. E questo è il vantaggio, diciamo, di un sistema del PNRR. Purtroppo anche noi, come altri comuni, ci siamo trovati costretti a lasciare indietro determinate progettualità, proprio perché nel cronoprogramma non ci saremmo mai stati dentro, e per cui è rimasto indietro, anche per esempio. Una carenza comunque di organico, di personale per riuscire a seguire. Assolutamente, il personale deve comunque essere occupato, perché già ora per assegnare un lavoro ci sono 16 adempimenti. Nelle gestioni della progettualità del PNRR questo è aumentato esponenzialmente, e quando parlo di adempimenti, insomma, sono operazioni delicate, non sono semplici timbro firma, ecco, per far intendere. Quindi è tutto l'apparato burocratico che ti porta anche a fare delle scelte talvolta e lasciare indietro delle opportunità. Nel nostro caso, dicevo, la possibilità della costruzione di una nuova scuola, che potrebbe essere finanziata attraverso fondi PNRR, per tutta una serie di ragioni abbiamo dovuto abbandonare questa linea di finanziamento, perché non eravamo in grado di essere pronti al momento in cui si dovevano acquisire i fondi. E come noi, penso anche tanti altri comuni, a me risulta, rimangono appunto col cerino in mano talvolta.
Sindaco, dunque taglio del nastro più o meno il prossimo anno a quest'ora? Sì, il prossimo anno a quest'ora sono confidente che ci troviamo al parco di Villa Dreina a festeggiare. Noi dovremmo essere arrivati al termine, eccolo qua, lo vedo già adesso che è comparso, di questa prima edizione, perché intanto ringrazio il sindaco per essere stato con noi, insomma speriamo di averlo qua ancora ospite altre volte. Grazie sindaco. Volentieri, grazie a voi. E vi ricordo che alle 13:40, subito dopo la pubblicità e le previsioni del tempo, ci sarà l'approfondimento finanziario immobiliare, si parlerà di investimenti e rendimento, sarà analizzato l'andamento attuale del mercato finanziario e sarà trattato il tema degli immobili all'asta, come sempre linea aperta alle vostre domande da casa. In studio ci sarà Mauro Schileo, consulente patrimoniale, e Omar Grigolo, agente immobiliare, a condurre la nostra collega che verrà qui fra pochi minuti. 13:40, meteo, pubblicità e poi di nuovo qui in studio. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Dopo la variabilità portata dal passaggio di un impulso instabile, il tempo migliora, anche se non è esclusa ancora qualche pioggia. Il dettaglio di giovedì 25 maggio. Sul Veneto avremo una nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Avremo frequenti annuvolamenti associati a qualche probabile precipitazione, specie sul Veronese, ma localmente anche sulle Alpi. Andrà migliorando con il passare delle ore. Temperature stazionarie, minime tra 12 e 17 gradi, massime tra i 23 e i 27 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui tempo più stabile con ampio soleggiamento e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 15-16 gradi, massime invece intorno ai 24-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la mattinata vedrà rovesci e temporali piuttosto diffusi, poi con il passare delle ore in attenuazione. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.